Le categorie economiche bassanesi si stanno organizzando per promuovere e continuare la lotta per l'apertura del Tribunale della Pedemontana, chiedono però il supporto della politica. Da parte nostra, da parte del Consiglio regionale Veneto, questo supporto c'è stato sempre e ci sarà. Abbiamo votato per primi uno dei documenti votati in tutti i 76 comuni appunto interessati a questo nuovo tribunale, lo abbiamo esplicitato in più forme, in varie situazioni. Lo stesso Presidente Zaia non più tardi di qualche giorno fa lo ha detto nei confronti appunto di una gestione della giustizia che a livello veneto è disastrosa, con numeri che sono clamorosamente inferiori rispetto alle necessità. Quindi su questo tribunale il Consiglio regionale e il sottoscritto ci sarà sicuramente. Sembra che da Roma ancora non si muova niente, nonostante tutte le istanze che sono state presentate. Ma nel 2013 il Partito Democratico aveva promesso la riapertura del Tribunale di Bassano. Sono passati ormai 3 anni, i risultati non li abbiamo visti, ma soprattutto vediamo che i referenti bassanesi del Partito Democratico, coloro che sono a Roma e ci rappresentano, non stanno facendo assolutamente nulla, anzi sono continuamente supini alle indicazioni del loro Premier Renzi e del Ministro della Giustizia Orlando, che nulla sta facendo per ridare dignità a un territorio importante come quello del Bassanese.